Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa presentazione del progetto strategico regionale Green Tour Verde Movimento. Io sono Enrico Specchio, sono il coordinatore del progetto a livello regionale e oggi vorrei interessarvi di questa realtà. Questo progetto riguarda un anello di piste ciclopedonali, ippovie e vie navigabili che si sviluppa all'interno di tutta la nostra regione, ma con anche delle propaggini che riguardano la Lombardia e la provincia di Ferrara. Come potete notare da questa mappa, il progetto è proprio un vero e proprio anello che noi abbiamo suddiviso per comodità di lettura e per comodità di conoscenza degli itinerari di cui si compone in 8 tappe che potete trovare tra l'altro georeferenziate sul sito del progetto, che è www.greentourverdemovimento.com. Qui potete vedere come il progetto si sviluppa e si articola. Questi percorsi sono tutti attualmente percorribili, salvo una parte che però è la principale dorsale del progetto, che noi abbiamo chiamato la dorsale 1, che è quella del recupero di un'ex ferrovia. Penso che avrete sentito parlare, partecipando anche al progetto Prepare in cui io mi sto inserendo, avete sentito parlare anche di recupero di ex ferrovie per poter essere utilizzate come ciclovie. Bene, l'ex ferrovia Treviso-Stiglia sta avendo questo destino, è già stata recuperata per metà del suo percorso, partendo da Montegalda, quindi vicino Vicenza, fino a Treviso come ciclovia e pista ciclopedonale, e stiamo come Regione Veneto finanziando il completamento del suo recupero, cioè fino quasi a Ostiglia. Questo completamento verrà circa, speriamo, per fine 2022, emergenza epidemiologica permettendo. E questo è l'itinerario principale di cui la Regione va fiera, perché è un recupero importante e che potete direttamente testare voi stessi andando a camminarci o a muovervi o a fare attività fisica. Perché vi dico questo? Perché voglio segnalarvi l'importanza di utilizzare questi percorsi. Tra l'altro questi percorsi non sono stati scelti, individuati, come posso dire, dall'alto. La Regione Veneto è arrivata e ha detto si fa così. No, questi percorsi sono il frutto di un processo partecipativo. Li abbiamo costruiti e individuati assieme a tutte le amministrazioni comunali interessate dal loro passaggio. Quindi se andate anche a confrontarvi con i vostri comuni vedrete che quasi tutti i comuni sono stati interessati. Abbiamo svolto parecchie riunioni assieme a loro proprio per definire quali sono questi percorsi ciclopedonali che meglio possono comporre l'anello di Green Tour e meglio possono interessare il territorio. Perché? Perché assieme ai comuni abbiamo voluto fare come regione abbiamo voluto fare una doppia operazione. Da un lato questi percorsi servono per attirare anche turismo di mobilità lenta, di mobilità sostenibile, cioè vogliamo che le persone che arrivano in Veneto non vogliamo attirarle solo con il passaggio in autostrada o correndo lungo le grandi arterie stradali del territorio, ma vogliamo che si fermino sul territorio e lo conoscano le sue eccellenze culturali, enogastronomiche, paesaggistiche. Potrei semplicemente, puntando il dito su uno di questi punti evidenziati dell'anello, raccontarvi tante eccellenze paesaggistico-culturali che potete trovare. Mi viene in mente ad esempio Piazzola sul Brenta, che è uno dei percorsi, la fantastica Villa Contarini, ma quanti esempi potrei trattarvi? Ad esempio, se vi parlo di aspetti enogastronomici, potrei raccontarvi della Rotonda di Badoere, che è uno scenario bellissimo, e accanto alla Rotonda di Badoere potete per esempio gustarvi il radicchio trevigiano. Quindi abbiamo voluto creare proprio un percorso anche per i turisti, in modo da accogliere questi turisti che sono disposti a fermarsi sul territorio, dormire, stare, fargli conoscere bene quali sono le eccellenze, che non sono solo le grandi città, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, ma sono anche tutto il territorio, quindi è una conoscenza del territorio diffusa secondo una modalità di mobilità lenta. E questo è un primo pilastro del progetto. L'altro pilastro su cui come regione e come dipartimento della prevenzione regionale puntiamo molto è quello delle politiche della salute. Cioè vorremmo, ci piacerebbe che questo percorso, molti delle sue
dei suoi tratti venissero utilizzati dai cittadini, dalla popolazione residente, quindi anche da voi ragazzi, come vere e proprie palestre a cielo aperto, dove poter fare attività fisica. Non voglio preoccuparvi, o non voglio dire, non voglio parlare dando dei dati magari negativi, ma voglio essere realista. Abbiamo studi che ci dimostrano che facendo dell'attività fisica anche mezz'ora al giorno, e non necessariamente particolarmente intensa, non dobbiamo pensare di correre per 40 minuti, ma semplicemente facendo una bella camminata, bene, questa attività fisica continuata fa sì che riduciamo l'incidenza di determinate patologie particolarmente invasive. Questo significa anche ridurre i costi a carico della sanità pubblica, che sapete, o vi informo se del caso, di ogni regione la più grande voce di spesa di bilancio è quella della sanità. E quindi vorremmo veramente che le piste fossero usate come vere e proprie palestre a cielo aperto, in cui ci si muove, ma anche vorremmo utilizzare questo progetto come veicolo per dare informazioni e farvi conoscere l'importanza anche di alimentarsi in maniera corretta, quindi per adottare un corretto stile di vita. Ecco perché, sempre se andate sul nostro sito, troverete anche una serie di ricette che abbiamo validato assieme ai vari servizi di prevenzione delle USL territoriali del Veneto, ricette che ci consentono di poter dire che mangiate prodotti a chilometro zero e che comunque vi garantiscono delle componenti alimentari che vi assicurano una corretta alimentazione. E molti ristoratori e molti esercenti hanno aderito a questa proposta che la Regione ha fatto, e quindi lungo i vari percorsi Green Tour troverete anche dei ristoratori che noi abbiamo chiamato, ma lo sarete anche voi, Member of Green Tour Verde Movimento, a cui abbiamo dato questa targa, che esponendo questa targa dicono che aderiscono ai valori di Green Tour, compresa anche la possibilità di mangiare dei menù, cosiddetti menù di Green Tour. Quindi, come vedete, il nostro progetto è articolato su varie strategie e scenari, ma la filosofia di base è quella che vorremmo veramente che voi scopriste quanto è bello il territorio veneto e quanto è possibile muoversi lungo il territorio veneto secondo dei criteri di mobilità sostenibile, che sono criteri anche alla base del progetto di cui prima accennavo, di cui fate parte, della rete di cui fate parte, cioè di Prepare, quindi non bassa emissione consumo di combustibili inquinanti, anzi assenza di consumi di combustibili inquinanti, migliorare la qualità dell'aria, perché muovendoci a piedi o in bicicletta chiaramente aiutiamo il cambiamento climatico, non solo, ma come vi dicevo prima, la mobilità lenta e l'attività fisica aiuta a migliorare la nostra salute. Quindi quello che mi piacerebbe incontrarvi, anche senza conoscervi direttamente, ma mi piacerebbe quando spesso io faccio alcuni di questi percorsi in Green Tour, sempre più trovare ragazzi giovani che hanno voglia di sfidarsi e di muoversi su questi percorsi, perché su questi percorsi vedrete si può passeggiare, si può fare attività fisica, si può chiacchierare, spero tra poco anche senza mascherina, con gli amici e stare veramente bene. Vi chiedo anche un'ultima cosa. Mi piacerebbe che ognuno di voi, partecipante a questo progetto, se avesse segnalazioni, osservazioni, suggerimenti, li potesse mandare all'indirizzo di Green Tour, come dicevo prima, www.greentourverdemovimento.com, oppure andate a visitare e potete anche commentare i nostri social, sia su Facebook che Instagram che su YouTube. Ci sono pagine dedicate in cui potrete vedere il video istituzionale di Green Tour, e anche, penso per le classi più piccole, abbiamo anche realizzato dei cartoni proprio per far vedere com'è importante per la nostra salute muoversi in scioltezza e muoversi secondo corretti stili di movimento e di vita. Perché vi chiedo questo? Perché vi faccio un esempio: il logo di Green Tour, questo che vedete, è stato realizzato alla fine di un concorso di idee con alcuni licei del Veneto. Quindi sono dei ragazzi, dei vostri compagni, che hanno realizzato quello che attualmente è il logo di Green Tour. Per cui tutte le iniziative che dovessero, i suggerimenti che dovessero venire da voi non sono altro che ben graditi da parte nostra, perché ci aiutano a tarare sempre di più il progetto a quelle che sono le esigenze
del territorio, della popolazione e delle scuole, perché un progetto fatto così ha anche un altro aspetto, e chiudo e vi saluto e vi ringrazio con questo. Abbiamo misurato che l'aspettativa di vita che una persona come me, diciamo di mezza età, attualmente ha, è più bassa di almeno 5 anni rispetto a quella che si aveva solo una ventina d'anni fa. Vorremmo far sì che le nuove generazioni invece possano avere un'aspettativa di vita migliore. Voi siete protagonisti di questi aspetti, per cui muovetevi bene, mangiate bene, consumate l'aria in modo corretto. E questo che mi insegna il progetto Prepare, di cui Green Tour Verde Movimento ha piacere di essere partner. Grazie e buona passeggiata, pedalata, kayakata a tutti voi. Grazie.